Siamo arrivati alla chiusura della serata ippica, la settima corsa dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono di scena i cavalli di 3 anni, non vincitori, di 7.500 euro nella carriera. Favorito, Back on Top, Roberto Vecchione in Psyche, all'allievo di Holger Ehlert, di proprietà della scuderia Golfo dei Poeti, un figlio da Ex-Black e Lerici. Siamo in partenza, Back on Top Roberto Vecchione, 2 Bowie, Maurizio Cheli, 3 Beethoven Griff, Francesco Virzì, 4 Batman Matley, Andrea Vitagliano, 5 Beatrice San Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 6 Boa Vista Pax Alessandro Muretti, in seconda fila 7 Briscola Matley Luca Lovera, è ritirato con l'8 Brivido del Pino. E allora, Back on Top favorito quando la macchina è a 200 metri dal punto di partenza. Sono tutti bene a rete, tende a ritrarsi Bowie. Si parte con l'errore di Boa Vista Pax. Back on Top mantiene l'iniziativa nei confronti Numero di 6, Beethoven Boa Vista Griff. Pax, Sbaglia anche squalificato. Batman Matley. All'esterno c'è Beatrice San che deve andare a ripiegare in coda perché Numero 4, col numero esterno ha Batman trovato Matley, tutti squalificato. gli avversari all'interno che gli sono rientrati. Allora Back on Top passa i primi 200 metri in 14,5 ed è in vantaggio con 4 lunghezze nei confronti di Beethoven Griff. Poi Briscola, Matley e Bowie, ancora Beatrice San. 400 in 31, si scosta dai birilli Bowie. Dalla quarta posizione va a risalire il gruppo, va a lato di Beethoven Griff. Cerca di portarsi a tiro del leader Back on Top, che si è permesso una curva comoda, ma adesso ha subito l'avversario a destra. 16,9 addirittura la curva di Back on Top che ha stoppato nettamente il ritmo. Bowie è risalito a spesa zero, si trascina Beatrice San, lungo la corda c'è sempre Beethoven Griff a precedere Briscola Matley, passaggio davanti alle tribune con un paletto in 15,2. Viene comunque fuori un 32,1 di tutto comodo per questi 400 metri di corsa. Back on Top in vantaggio, Bowie all'esterno, lungo la corda Beethoven Griff. In pariglia c'è sempre Beatrice San che chiude alla corda Briscola Matley, chilometro in 1,17,6. In vantaggio Back on Top, Bowie al suo esterno, poi Beethoven Griff e Beatrice San. Briscola Matley che si scosta dai birilli perché sembra voler andare in terza ruota, allunga ora il battistrada, la dritta opposta in 14,8. Back on Top in vantaggio, Bowie che ripiega nella sua scia, Beatrice San che allora si produce nello spunto a centropista trascinandosi Briscola Matley, l'ultima curva passata in 14,8 da Back on Top che è in vantaggio, inseguito da Beatrice San. Bowie e Briscola Matley in vantaggio, Back on Top che guadagna nei confronti di Beatrice San. Back on Top che vince nei confronti di Beatrice San e Briscola Matley finisce in linea avanti a Bowie. 1,16,9 il ragguaglio cronometrico, 1 minuto e 3 decimi gli ultimi 800 metri, 31 gli ultimi 4 in numeri. Il successo di Back on Top, Roberto Vecchione, Holger Ehlert. La proprietà è della scuderia Golfo dei Profeti, per questo 3 anni da Exploit CAF e Lerici, che controlla qualsiasi offensiva degli avversari. In arrivo si svincola senza alcun problema, vince nettamente nei confronti di Beatrice San e Briscola Matley, finiti perfettamente apparegliati per il secondo. Ci sarà fotografia. Il successo è del 1 Back on Top, 1,26 la quota al totalizzatore, mezzo circa le quote fisse. Il successo per Back on Top e Roberto Vecchione che vengono a chiudere la serata dall'Arcoveggio di Bologna con una bella successo, per una bella vittoria per questo figlio di Exploit CAF.